Si svolgeranno venerdì prossimo, 24 ottobre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Conco, i funerali congiunti di Nicola Xausa e Pietro Pisapia, i due ventenni morti nell'incidente stradale di Asiago la notte tra sabato e domenica scorsi. Assieme a loro aveva perso la vita anche l'amico Riccardo Gemo di Creazzo, le cui esequie saranno celebrate mercoledì nel comune dove risiedeva. La sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradin, ha proclamato per la giornata lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta. Una perdita enorme per la piccola comunità che giusto poche settimane fa aveva pianto un altro figlio, il piccolo Stefano Angonese, 3 volte ucciso da un'auto a soli 13 anni. C'è tanta commozione, c'è tanto affetto nel ricordare Nicola, innamorato della montagna che frequentava l'accademia di sci di Falcade, e Pietro, con il suo sorriso contagioso che donava anche nel posto di lavoro, la centrale pizzeria da Maino. Due ragazzi sempre pronti a dare una mano in paese. Anche oggi sia la pizzeria che il vicino salone di parrucchiera sono chiusi per lutto. Troppo è il dolore, come ci conferma Martina Girardi, titolare dell'Alimentari di Conco. E lui era Conco, lui era il sorriso di Conco, perché Pietro lo vedevi sempre, era sempre in paese, lo si vedeva in pizzeria, lo si vedeva aiutare per la sagra. Era il paese, era gioia soprattutto, e quindi dispiace tantissimo, sia per lui che ovviamente per Nicola, anche se lo conoscevamo un po' meno perché era via dal paese per gli studi e per lo sport, ma erano entrambi due bravissimi ragazzi, cresciuti a Conco. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e saranno effettuati gli accertamenti tossicologici su Nicola Xausa, che si trovava al volante della Peugeot 207 andata distrutta. Intanto migliorano le condizioni dei due amici che si sono salvati. In realtà Nicola e Pietro non se ne sono però andati del tutto. Le loro cornee, i loro tessuti, le loro valvole cardiache permetteranno ad altre vite di vivere. Un grande, estremo atto d'amore, commenta Martina Girardi, che è anche la vicepresidente dell'AIDO di Lusiana Conco. È una cosa ancora che fa ancora capire ancora di più quanto belli fossero questi ragazzi.